di difendere il lavoro, ma penso che sia roba trasversale. Spero che tutti i partiti facciano marcia indietro. Questo è l'ennesimo episodio. Siccome io penso che abbiano già capito chi ha detto una stupidaggine, penso l'abbiano già capito, però non mi fido. Allora dico attenzione, basta dire stupidaggini. Basta dire stupidaggini a tutti che mi stanno ascoltando, a tutte le persone. Io faccio un appello alle famiglie, ai papà, a chi ha il lavoro e pensa che non gli riguardi questa cosa. Serve a tutti. Quando si comincia a sentire sciocchezze del genere è grave la situazione e rischia di precipitare. È meglio muoversi prima. Dicono prevenire è meglio che curare. Ecco, io voglio prevenire che poi qualcuno non dica ce lo potevate dire. Ve lo diciamo, non si può, non si deve deindustrializzare il paese. Dobbiamo credere nell'industria, dobbiamo credere nella scienza. Se non facciamo questo perdiamo poi altri 20 anni. Non è che tutto passa e domani dici, beh, è solo un ritardo, l'autostrada, la TAV la facciamo un'altra volta. Ma come la fai un'altra volta? Intanto paghi miliardi per poi riprendere di nuovo. Le grandi opere sono necessarie perché ci collegano all'Europa.